Don Mimmo Zambito, arciprete di Favara dal 2007, presto lascerà la città dell'Agnello Pasquale per guidare la parrocchia di San Gerlando a Lampedusa. L'invio del sacerdote originario di Cattolica Eraclea sulla maggiore isola delle Pelagie è stato voluto dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Franco Montenegro e rientra nell'ambito dei trasferimenti dei presbiteri che nella diocesi interessano diverse parrocchie. Monsignor Franco Montenegro ha chiamato alla guida della comunità ecclesiale di Favara Don Giuseppe Doriente, attuale direttore del Seminario Vescovile di Agrigento, che nel suo curriculum, oltre a diversi studi teologici ed esperienze spirituali di eccellenza, vanta la conoscenza anche della lingua araba. L'arrivo nella chiesa madre di Favara di Don Giuseppe Doriente potrebbe quindi avvenire entro la fine di settembre. Dopo 6 anni di permanenza nella città di Favara, la missione spirituale di Don Mimmo volge al termine. La comunità favarese probabilmente lo ricorderà come un sacerdote attento e presente anche fuori dalla cupola della matrice. Molti ricorderanno lo stato d'animo con cui Don Mimmo ha affrontato la tragedia del 23 gennaio 2010 di Via del Carmine ed il suo impegno per il riscatto sociale della città di Favara con la chiamata alla collettività al rispetto delle regole e del bene comune. Ma di Don Mimmo rimarrà sicuramente impressa nella mente dei favaresi l'immagine allegra e solare di un uomo di chiesa con la battuta sempre pronta. Ieri, in occasione della processione di San Giuseppe, probabilmente per Don Mimmo, è stata anche occasione di ripercorrere tra le vie del centro storico i momenti vissuti alla guida della chiesa di Favara.